Prima lo scontro con l'Ape Car e il Centauro che finisce nella corsia opposta, poi, fatale, l'arrivo di un auto articolato che travolge il motociclista ma non si ferma e continua la sua marcia, dileguandosi. Sono le istantanee shock della tragica fine di Marco Vendramini, 49 anni, di Motta di Livenza, stamane lungo la strada regionale 463 a Maiano, in provincia di Udine, l'arteria stradale che collega Gemona a San Vito al Tagliamento. Polizia locale e carabinieri stanno cercando il mezzo pesante dei primi riscontri. Si tratterebbe di un telonato di colore verosimilmente blu, stando alle prime testimonianze della tragedia. Vendramini era in sella alla moto quando per causa in fase di accertamento ha urtato l'Ape Car con a bordo due anziani di Buia. Un impatto forte ma non grave, purtroppo però è bastato per sbalzare il 49enne nella corsia opposta. Una strada molto trafficata e in quell'istante attraversata dal camion in direzione opposta. Pochi secondi e il dramma sotto gli occhi dei testimoni ancora scioccati dal primo impatto. Il Centauro finisce sotto le ruote del mezzo, che poi continua a correre. Quando sul posto sono giunti i soccorsi per Vendramini non c'era nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate. Polizia locale e vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area mentre già scattava la caccia al camionista. Nel frattempo a Motta la notizia ha fatto il giro del paese, lasciando tutti senza parole per il dolore.